direttore, cominciamo da Filippo Inzaghi. Come ce lo racconta per quello che è stato il suo passato? Beh, posso parlare soltanto che bene di Pippo. È un allenatore vincente, è un allenatore che riesce a trasferire grande entusiasmo non soltanto alla squadra, ma a tutta la società, a tutte le persone che lavorano nella società in cui Pippo lavora, all'ambiente, riesce a creare grande entusiasmo, ha tantissima energia, quindi posso soltanto parlarne che bene. Io ho un ottimo ricordo di Pippo e gli auguro di ripercorrere quello che ha fatto insieme a noi l'anno scorso qui a Palermo. Palermo è una piazza esigente. Secondo lei, qual è la miglior caratteristica di Inzaghi per rispondere a queste esigenze dei tifosi? Ma no, credo che sia il suo percorso, insomma, Pippo ha dimostrato in tutte le piazze dove è stato di aver sempre raggiunto gli obiettivi, come dicevo è uno che porta grande energia, genera grande entusiasmo, sa creare un bell'ambiente all'interno della squadra. Poi credo che insomma il Palermo sia messo bene anche da un punto di vista societario, ha due dirigenti bravissimi di grande esperienza come Gardini e Osti, quindi credo che sia in buonissime mani. Secondo lei è stato un po' un azzardo non sognare la Serie A? Secondo lei Filippo Inzaghi è pronto per la Serie A ed eventualmente per conquistarla col Palermo? Ma certamente, certamente, io non so poi le scelte personali dopo sono personali, quindi non ci voglio nemmeno entrare. Sicuramente ha tutte le carte in regola per poter centrare un'altra promozione qui a Palermo e poi per potersi affermare anche nella massima serie, questo non ho dubbi. A proposito della Serie B, è molto combattuta finora in queste prime 7 giornate. Quale squadra a parte il Palermo vede in vetta? Beh, penso che il Venezia sia una squadra importante, ha mantenuto una buona statura della Serie A, ha inserito giocatori bravi. Credo che il Monza, una volta sistemate le questioni societarie e stabilizzate da un punto di vista sportivo, possa recitare ora la protagonista. E poi ci possono essere degli outsider tipo il Modena, che sta lavorando bene, la Juve Stabia, insomma, che sta dando continuità di prestazioni, di risultati degli ultimi anni. Quindi, come sempre, la Serie B è un campionato molto particolare, difficile, livellato, è veramente una maratona, quindi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Qual è secondo lei il segreto che a lungo andare fa la differenza? Beh, la grande unità tra le componenti, come dicevo prima, bisogna rimanere compatti nei momenti difficili che capitano, perché in questo campionato, la Serie B, i momenti complicati ci sono per tutte le squadre, anche per le più forti, e in quei momenti credo che poi si decide la stagione. Se si riescono a superare in maniera compatta, poi squadre che hanno un potenziale tipo il Palermo possono arrivare.